oggi San Giuseppe, lei qui presso la chiesa di San Giuseppe, santuario diocesano, una manifestazione che vede coinvolti anche gli alunni del Niccolò Gallo nella preparazione della minestra. San Giuseppe, custode del Redentore, sposo di Maria, da molti riconosciuto come il patriarca San Giuseppe. È diffuso in tutta la diocesi, diffuso in tutta la chiesa, no? Oggi tante parrocchie sono in festa come un solo uomo, come una sola comunità, che è quello che è la chiesa. E stamattina, come anche l'anno scorso, siamo qui con la collaborazione dei cuochi con la minestra tradizionale di San Giuseppe, un giorno di festa che ci richiama la paternità, la paternità dei genitori, del papà, e la paternità spirituale. Credo che il tema della paternità è un tema importante che richiama educazione, cura, protezione. Sono allora questi, mi sembra, alcuni dei tanti elementi che possiamo apprendere da San Giuseppe e poi ciascuno per la sua parte declinarli nella propria vita. Oltre la funzione religiosa ci sarà anche un momento culinario, ricordiamo la famosa minestra che solitamente si fa a San Giuseppe, ma anche una grande torta preparata dallo chef Pasti Mangione. Sì, oggi siamo qua presenti per la prima volta perché è il primo evento in assoluto, la torta cannolo per la festa di San Giuseppe. Qua grazie anche ai miei ragazzi che mi hanno collaborato, abbiamo fatto questa torta di circa con 2000 cannolicchi ripieni di ricotta fresca di Santo Stefano. Diciamo che è una torta anche molto particolare perché ha richiamato in pieno tema la festa di San Giuseppe. Ora aspettiamo a mezzogiorno che finisce la messa, così c'è anche il vescovo e sia anche tutta la gente a degustare tutti questi cannoli. Ma la minestra diciamo che è proprio il tema pieno di San Giuseppe, infatti ogni festa che si fa per tutti questi eventi sia la minestra che la tradizione dell'evento. Però quest'anno abbiamo aggiunto in più questa mega torta di cannolo. Ecco, cosa avete usato per la mega torta e quanto tempo ci vorrà per farla? Sì, noi abbiamo fatto un 2000 cannolicchi, poi abbiamo usato anche un 50 kg di ricotta fresca Santo Stefano e diciamo la base è questa qua, poi abbiamo messo anche delle ciliegie candite e per poterla realizzare ci abbiamo messo circa un'oretta e mezza, 2 ore. Ecco, si sta preparando la minestra di San Giuseppe, c'è molta attesa perché tutto è in ebollizione, finirà la Santa Messa e si procederà appunto alla distribuzione della minestra. Allora, diciamo che la minestra di San Giuseppe viene preparata in occasione di questo periodo, quindi del festeggiamento di San Giuseppe. Si utilizzano le verdure di stagione e i legumi. In particolar modo questa minestra è preparata con il finocchietto selvatico di montagna, il cavolo forte, il cavolfiore, carote, sedano, il cipollotto, piselli secchi, fagioli e lenticchie. Questa è proprio quella caratteristica che viene preparata ad Agrigento. Quindi tra poco la distribuirete? Sì, al momento in cui termina la messa il prete Don Vincenzo benederà la minestra e sarà distribuita dai nostri alunni dell'Istituto Niccolò Gallo come consuetudine di ogni anno. Ormai è una tradizione diventata, ecco, da diversi anni che noi vi seguiamo come TVA e siamo sempre presenti qui alla chiesa di San Giuseppe. Sì, senz'altro, noi siamo molto vicini al territorio, in particolar modo interagiamo tantissimo con tutte le istituzioni che ci richiedono il nostro contributo e in particolar modo con Don Vincenzo ogni volta ci chiede la nostra collaborazione. Noi siamo ben lieti di poter dare il nostro contributo. Per la minestra di San Giuseppe in collaborazione con la scuola alberghiera Niccolò Gallo stiamo preparando la minestra di San Giuseppe
Che devo dire, a tutti un buon auguro, a tutti i papà e a tutti i Giuseppe di questo mondo.